Siamo qui con Lucio Taschin per parlare della Baseball Night che si terrà venerdì 6 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Rovigo. Sì, proprio qua sotto, perché siamo qui nella sede del comune. Baseball Night che torna in piazza dal 2022, quando c'è la celebrazione del 50°. È una serata che è dedicata ai rodigini, quindi non è dedicata al baseball softball, anche se poi insomma le nostre squadre, le squadre del baseball softball si presenteranno. Celebreremo anche le ragazze che sono appena state promosse in A1, la seconda squadra di Serie A che insieme alla Revi Rovigo c'è qui nella nostra città, ma è uno spettacolo dedicato ai rodigini, quindi c'è dei balli, del rock, quindi per gli amanti della musica, comici con Alberto Cagliazza, che è un conosciuto rumorista comico nell'ambito di Tu sì che vales. Insomma, io una serata venerdì sera alle 20:45 è tutto gratis, non me la perderei, insomma, però tu che ne pensi? Diciamo che un posticino allora me lo riserva, ecco. Assolutamente, a te e a tutti gli amici di Rovigo. E siamo qui con l'assessore allo sport, con all'edilizia sportiva del comune di Rovigo, Andrea Bimbatti. Assessore, insomma, come partecipa la politica rodigina per aiutare le società sportive di ogni sport, di qualsiasi categoria? Ma questa è un'occasione per portare in piazza un'altra realtà importante che soffre dal punto di vista degli impianti, e come il baseball altre realtà sono in grande sofferenza, e questo per un'amministrazione è un problema che abbiamo già iniziato a affrontare con la ricerca di risorse, e cercheremo di mettere anche soldi di bilancio nostri, perché abbiamo necessità di portare almeno 5-6 impianti ai livelli di eccellenza per poi ospitare eventi nazionali e internazionali, mettere sicuramente gli atleti nelle condizioni di lavorare bene, ma anche di proiettare la nostra città in un panorama sportivo molto più ampio di quello che è l'attuale. Certamente, anche perché, insomma, come ha detto lei, l'economia prodotta e indotta dagli eventi sportivi nazionali e internazionali aiuta la città. Assolutamente sì, come ha sempre detto il sindaco, cultura, sport ed università sono tre ambiti molto importanti sui quali questa amministrazione ha intenzione di investire risorse economiche e anche umane, e quindi ce la metteremo tutta.